Si è chiusa con l'incontro con Cristian Solinas a Villa Devoto e con un breve incontro con la stampa nel Palazzo del Consiglio regionale di Via Roma la visita in Sardegna del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Squadra che vince non si cambia, ha ribadito il segretario della Lega a proposito della ricandidatura di Solinas alla presidenza della regione. Ma tra i temi affrontati in questi 2 giorni ci sono soprattutto le difficoltà quotidiane dei sardi, a partire dal caro voli fino alla volontà di sollecitare oggi stesso le compagnie telefoniche per migliorare la qualità delle connessioni e delle linee in tutta la Sardegna. Si può chiedere alle compagnie che fanno business di avere ovviamente i profitti che devono avere senza abusare della pazienza e del portafoglio dei sardi e dei turisti. Questo vale anche per il sistema aeroportuale. Va bene fare profitto, però rispettando l'insularità, l'autonomia, la specificità e i diritti della Sardegna e dei sardi, perché la Sardegna non può essere bella per i turisti 15 giorni all'anno, ma deve essere moderna e raggiungibile per i sardi 12 mesi all'anno. Questa è una terra con risorse straordinarie, però faccio un esempio: oggi stesso scrivo alle compagnie telefoniche perché io porterò più infrastrutture, ferrovie, strade, porti, però non puoi non avere la connessione, che significa non lavorare in mezza Sardegna, e quindi chiederò l'investimento alle ferrovie e lo faranno. Alle compagnie telefoniche chiederò uno sforzo. Matteo Salvini in Sardegna veste i panni del moderatore, occupandosi in prima persona anche della delicata questione stadio, che vede tutt'oggi regione e comune distanti. Sto già lavorando per mediare fra comune e regione, perché per me servono stadi nuovi in tutta Italia. Cagliari è una squadra eccezionale, merita uno stadio nuovo, moderno, e io penso che l'accordo fra comune, regione e proprietà si possa sicuramente trovare senza nuove enormi superfici commerciali per non danneggiare il commercio cagliaritano, che è già un'enorme concorrenza, però conto di incontrare anche il Presidente, perché la soluzione secondo me è a portata di mano.